Saluto quelli che mi stanno ascoltando. Io questo pomeriggio presenterò il dizionario etimologico della lingua sarda, un lavoro in 2 tomi, fatto in 2 tomi per essere più agibile. E l'opera si presenta con piglio rivoluzionario, è un'opera eretica perché esce totalmente dai canoni finora imposti dalle accademie per lo studio delle etimologie. Si era detto che la lingua sarda deriva dal latino e tutte le accademie insistono a dire questo. Qualunque libro io abbia detto ripete questo, mentre io ho scoperto per mio conto, dopo lunghi studi, ben inteso, che invece la lingua sarda deriva totalmente, usiamo la parola deriva, condivide totalmente con le lingue prelatine il suo linguaggio. Io ho addirittura nei miei volumi proprio precisato una mia teoria ben precisa, la quale sostiene che prima di Roma, nel Mediterraneo, si parlava una sola lingua, sia pure con vari dialetti, perché ormai si erano suddivisi, ma è una lingua che risale all'epoca dell'Homo sapiens, quando l'Homo sapiens invase, diciamo, prese a tenaglia il Mediterraneo risalendo dal Nilo, anzi scendendo dal Nilo, ed arrivò fino alla Sardegna. Noi siamo i più conservativi in questo campo proprio perché siamo in un'isola e manteniamo moltissime parole sumeriche addirittura in purezza. Così come in purezza manteniamo anche tutto il sistema della lingua accadica, più le lingue collegate, la lingua ebraica, aramaica e così via. In base a questo sistema io ho creato 25.000 etimologie che con altri sistemi non sarei mai riuscito a creare perché, essendo laureato da 46 anni, è da 31 anni che tentavo di usare i vecchi sistemi dei miei maestri d'università e non ero mai riuscito a tradurre la lingua sarda, niente. Mentre ora traduco tutto, qualunque parola io mi trovi tra le mani, qualsiasi toponimo, qualsiasi cognome, tutto, riesco a tradurre tutto. Oggi presenterò quest'opera rivoluzionaria che segna uno spartiacque ben preciso, per cui è chiaro che coloro che la vorranno acquistare si troveranno fra le mani un nuovo sistema su cui riflettere in relazione all'antica civiltà della Sardegna. Chi vuole perseverare a usare i vecchi sistemi, esiste ancora in vendita il dizionario etimologico del Wagner, il quale, torna a dire, basa tutto sul latino. Naturalmente, non essendoci riuscito, il Wagner in realtà non basa niente sul latino perché tutte le sue etimologie sono, sì, circa il 10% basate sul latino, ma le altre si arrampicano negli specchi ma non dicono assolutamente niente. Io ho cominciato a mettere ordine, prima di tutto, su tutto quell'arrampicarsi negli specchi. E poi ho spiegato che quelle parole che sembrano proprio vividamente latine sono parole condivise anche dalla Sardegna e anche dal latino, ma non sono latine come base autentica, sono antichissime, vecchie di 10, 20, 30, 40.000 anni fa. Ecco, io dirò tutte queste cose oggi, parlerò però di come sono riuscito a fare tutto questo, attraverso quali studi, attraverso quali volumi, attraverso quali reti di ostacoli, di inimicizie
perché sono passato attraverso tutto pur di arrivare a questo risultato, attraverso tantissime cose, attraverso maledizioni di ogni tipo, attraverso la damnatio memoriae. E stasera spiegherò tutte queste cose, ecco. Per cui è chiaro che i circa 25.000 lemmi che io ho tradotto saranno, come dire, un libro che chiunque dovrà tenere sul tavolino. Nel mentre i miei studi sulla lingua sarda continuano, perché sono già a metà del mio lavoro per scrivere il dizionario etimologico del dialetto sassarese, sul quale, oltre alla metodologia impiegata per l'intera lingua sarda, sto approfondendo anche la questione dei contatti con le lingue neolatine. Oltre le lingue citate dai miei predecessori, anche, perché no, la lingua dei trovatori, l'occitanico, che da nessuno è stato mai citato. Il sassarese ebbe molti contatti col nord del Tirreno, a iniziare ovviamente col linguaggio della Corsica, il quale a sua volta era fortemente influenzato dal linguaggio toscano e quello in generale delle repubbliche marinare del nord, per cui anche da Genova. E io in quel dizionario metterò in evidenza tutti questi contatti, come sono avvenuti, per quale motivo e quali eredità il dialetto sassarese, nonostante tutto, conservi ancora della lingua sarda. Ricordo già da ora che il dialetto sassarese per il 90% contiene la lingua sarda autentica, perciò è uno dei tanti dialetti della Sardegna in ogni senso, e non solo, ma contiene addirittura, potremmo chiamarli degli apax, cioè delle parole uniche che sono vecchie come il mondo, non utilizzate nemmeno dal logudorese né dal campidanese né dal barbaricino. Invito chi mi vede e mi ascolta a seguirmi nei miei profili YouTube, Facebook, eventualmente inviarmi delle email che troverà nel mio dominio internet linguasarda.com, e ovviamente, se vogliono, acquistino le mie opere, che finora sulla linguistica sarda assommano al numero di 10. Montalbano ha detto una cosa che vorrei ripetere anch'io, la condivido, cioè non è che una lingua deriva dall'altra nel Mediterraneo almeno, è che sono tutte coeve. Io nei miei libri l'ho spiegato questo. È coevo il sardo, è coevo il latino, però io quando dico che la lingua sarda non deriva dal latino, non solo lo dico su questa base, lo dico anche su un'altra base importantissima. Tutti gli archeologi del mondo che hanno scavato a Roma hanno attestato che Roma nacque nell'VIII secolo a.C., cioè quando è che dice Tito Livio? 753, più o meno in quell'epoca lì. E infatti nel museo di Roma al Campidoglio c'è ben spiegato tutto questo, con disegni, fotografie eccetera. Questo significa che quando noi costruivamo i nuraghi, Roma aveva bisogno ancora di 800-900 anni per nascere con un gruppetto di capanne di paglia e basta. Prima di raggiungere la sua potenza, dai nuraghi in poi ci vollero circa 1200 anni. Allora è chiaro che non solo il sardo non deriva dal latino, ma c'è questo aspetto di imperialismo che non può essere condiviso assolutamente, semmai si può pensare che a un imperialismo a rovescio, come certi testi attestano, cioè
che siano stati sardi all'epoca degli Etruschi, ad aver portato molta civiltà sulle coste romane. Insomma, mi sembra ovvio ed è chiaro tutto questo, l'ho spiegato in tutti i miei libri. E io ammetto che questo dizionario che presento oggi per la prima volta è uno spartiacque. Uno spartiacque non solo tra il dizionario etimologico del Wagner e il mio, ma uno spartiacque tra il mio metodo di indagine e gli altri metodi che sono più o meno simili tra di loro, gli altri metodi di indagine che sono stati utilizzati in tutto il mondo, non solo in Sardegna. Il mio libro è uno spartiacque. Io con questo libro praticamente non è che sfido Wagner, è una, come dire, è una disfatta delle vecchie teorie, per cui diciamo che Wagner col mio libro viene dichiarato ufficialmente sparito dalla faccia della cultura. Vi posso dire con tutta umiltà che io non avevo mai ambito ad arrivare a questo. Non erano le mie intenzioni, non lo sono mai state. Wagner avrebbe potuto vivere ancora per 1000 anni nella cultura sarda, però ci sono stati molti elementi che mi hanno portato al giorno alla stampa di questo dizionario. Elementi che vengono da 46 anni fa. È una storia lunga la mia, è una storia per certi versi esaltante, per altri versi drammatica, perché quando mi laureai in lettere classiche, in lettere antiche, per vari motivi mi misi a fare altro e non avevo intenzione di mettermi lì a seguire la carriera universitaria. Però mi capitò, non so se la fortuna o la sfortuna, già da allora di iscrivermi al Club Alpino Italiano. Fu da allora, da appena laureato, che io iniziai a girare le montagne sarde con le carte topografiche in mano, carte che avevo imparato a usare già da Boy Scout, poi me le fecero nuovamente studiare sotto le armi, e poi anche all'università per l'esame di geografia. Io girai dappertutto la Sardegna con le carte topografiche in mano perché dovevo cercare i posti che nessuno conosceva. Iniziai a studiare la Sardegna, e dovevo per forza capirla principalmente attraverso le carte topografiche. Carte topografiche che sono piene, zeppe di toponimi strani, stranissimi, i quali dovevano essere interpretati. Io questi toponimi li ho interpretati per tantissimi anni, esattamente per 31 anni, li ho interpretati così come le interpretavano i miei maestri, principalmente Wagner. Cioè col suo metodo, che tutto deriva dal latino, pertanto dovevo capire i toponimi esclusivamente tramite latino, ma fu proprio l'elemento toponimi che mi fece capire ampiamente che questi toponi, a parte che non erano latini, erano molto più antichi di qualunque parola latina, risalivano evidentemente alle origini della civiltà sarda, moltissimi di loro almeno. Per cui che feci? Questo è già da 46 anni fa, feci una raccolta sempre più ampia di tutti i toponimi e cercavo di confrontarli fra di loro. Ho usato tutti i metodi, sempre con l'aiuto del dizionario latino, magari anche con quello greco, tutti i metodi ho usato per 31 anni senza mai riuscire a tradurre un toponimo. O per meglio dire, questo libro che vedete è la descrizione, uno dei 4 libri di geografia antropica e della Sardegna.
uno dei 4 libri, questo è il migliore, il più grosso. Questo libro descrive la traversata a piedi della Sardegna. Sono 600 chilometri, l'ho studiata io questa traversata e perciò in questo libro, pagina dopo pagina, ci sono spiegati tutti i toponimi che io ho trovato nel mio cammino. Cioè tutti i toponimi con i quali mi sono scontrato visivamente, il territorio chiamato col tale nome, per cui avevo proprio coscienza di quello che poteva essere quel toponimo, tenuto conto che io avevo studiato e ho studiato a fondo la geologia e anche la botanica, per cui conoscendo, oltre che il paesaggio in sé, la pedologia eccetera, perciò conoscendo bene il territorio mi veniva anche facile, volendo, tradurre i toponimi, ma nonostante questo non sono mai riuscito a tradurne nessuno, talché in questo libro io scrissi i toponimi con la traduzione che avrebbe fatto Wagner, tutto alla latina. Questo per intenderci. E questo libro uscì nel 2000, finora non avevo fatto altre letture alternative, se non che appena uscito questo libro, che mi imbattei nelle opere di Semerano, che da quel momento fu scelto da me come maestro, mio maestro. Semerano fu un rivoluzionario in ogni senso. Era un uomo del sud che si era trapiantato a Firenze, era diventato capo della Biblioteca Nazionale Italiana, ha avuto tanti altri meriti. Era un cervello immenso, ha tradotto decine di migliaia di toponimi, e non solo toponimi ma anche nomi personali, eccetera, di tutta l'Europa, iniziando naturalmente dall'Italia e anche dalla Grecia. E lui tradusse come sto traducendo io oggi, col sistema accadico e sumerico, cioè in base a quei dizionari, oltre il dizionario ebraico, aramaico, eccetera, lui ha tradotto tutto ciò che ha incontrato negli studi che ha fatto nella sua lunga vita. Quando io lessi la sua opera, per me fu come la rivelazione di San Paolo. Capii finalmente tutto, perché leggendo la sua opera iniziai a prendere appunti. Leggendo la sua opera riuscii finalmente a tradurre una certa percentuale, una notevole percentuale dei miei toponimi che erano rimasti sempre a bagnomaria, è il caso di dire. Perciò capii che quella era la via. Acquistai anch'io tutti i dizionari, tutte le grammatiche delle lingue semitiche, sumeriche, eccetera, e mi misi finalmente a tradurre tutti i toponimi. Mi ci misi di buona lena ed arrivai al libro che avete appena visto, Toponomastica sarda, che fu il primo, ne ho scritto 2 di toponomastica, il primo dove finalmente affronta i toponimi nel modo giusto. Questo libro, una volta pubblicato, non è che diede molto fastidio all'Accademia, non diede fastidio a nessuno, perché nacque più o meno alla chetichella, perciò io procedetti tranquillamente senza fastidi di sorta nei miei studi, perché finalmente avevo trovato il filone giusto. Tenete conto che moltissimi toponimi non sono altro che fitonimi, nomi di piante, per ovvie ragioni. E tenuto conto della mia passione anche per la botanica, e allora decisi di passare a studiare anche i fitonimi, sempre col mio metodo. Però tutto sommato lasciai passare del tempo e preferii invece andare a tradurmi un libro che mi interessava molto, il libro sui pani della Sardegna. Diedi il nome accadico, sumerico, semitico a 300 nomi di pani della Sardegna, praticamente a tutti i nomi dei pani della Sardegna.
con questo libro? Per ogni libro che ho scritto vi voglio dare qualche etimologia per farvi capire un po' come ho proceduto nella mia ricerca, in modo che non siano parole gettate al vento. Per esempio sul pane vi metto solamente 4 nomi. Pane di per sé è una parola sacra. Cioè, non sto qui a tradurla, ci sono vari passaggi accadici, eccetera, ma significa principalmente in accadico faccia di Dio, pane, la faccia di Dio. E tutto questo mi fece ritornare alla memoria la tradizione ancora vivente in Sardegna, che i bambini che lasciano cadere il pane per terra, almeno nei paesi a Sassari si usava sempre, bisognava raccoglierlo e baciarlo, perché quella, in certi paesi lo dicono ancora le mamme, quella è la faccia di Dio, tu non puoi lasciarlo cadere per terra. Infatti pane in accadico significa faccia di Dio. Significa, arriviamo a fresa, che tutti sanno che cos'è. La fresa è un po' come il pane carasau, che si scinde ugualmente in due. Lasciamo perdere la tecnica, eccetera, l'ho tutto spiegato nel libro. E la fresa viene, come vedete, dall'accadico parasu, scindere in due. Carasau a sua volta, perché ci sono anche in accadico, in sumerico, eccetera, varie parole fra di loro concorrenti per uno stesso concetto. C'è l'altro concetto, karasu, da cui il pane karasatu, che significa ugualmente staccare in due parti, to split all'inglese. E poi un altro nome, qui chiudo sui 300 che ne ho scritto, Sakovatseria. Sakovatseria viene data, è un nome tipico di Tres Nurages, però con altri nomi o nomi similari esiste un po' in molte parti della Sardegna. Viene dato quando si va a visitare il morto, o comunque durante il funerale, immediatamente dopo il funerale. Viene dato a tutti quelli che hanno fatto visita alla salma. Covazeria, i miei predecessori hanno tradotto come covazza, si sa che è così, quazza, eccetera, insomma focaccia, detta all'italiana, la focaccia della riga l'hanno tradotto, perché stando ai miei predecessori, quando si va a visitare un morto ci si mette tutti in riga, ecco. Invece io nelle mie ricerche ho visto che c'è la parola corrispondente in accadico, ribu, che era il dono di compensazione. Praticamente succede questo ancora oggi in moltissime famiglie, che quando muore un morto si esime la famiglia dal cucinare, allora i vicini portano da mangiare, poi loro al momento giusto danno questo pane di compensazione, saffogazza o covazza e ria, ecco da dove viene. Io ho proceduto così nelle mie indagini, cioè andando nel profondo, non rimanendo alla superficie, perché questo ria in realtà né in italiano né in latino significherebbe nulla se non riga, mentre io sono andato al profondo per capire qual era il fenomeno. La flora della Sardegna. Io non ci volevo mai arrivare, nonostante che avessi molta passione per la flora. Non sarei mai voluto arrivare a questo libro, anche perché un mio predecessore, un professore universitario, aveva scritto già lui il libro le etimologie di tutta la flora sarda. Non c'era bisogno che aggiungessi il mio. Io sono stato sempre molto riservato in vita mia. Dove qualcuno ha fatto già qualcosa me ne guardo bene. Anzi, vado a vedere quello che ha fatto e mi metto alle lodi talora sperticate, perché sul personaggio che scrisse il libro sulla toponomastica prima di me, io avevo elevato così sperticate lodi che ci sono viventi ancora centinaia di persone che hanno ascoltato con le loro orecchie che io avrei voluto per lui una statua per lui ancora vivente, ed è ancora vivente quest'uomo. È un mio grande amico, e perciò non potevo mettermi contro di lui, anche perché insegna all'università, insegna glottologia all'università.
non potevo, però quando avevo fatto l'esame analitico dei toponimi, siccome i toponimi hanno moltissimi nomi di piante, io, usando il mio nuovo metodo, mi resi conto che almeno la metà dei fitonimi scritti dal mio predecessore non andavano. E allora fu giocoforza scrivere anche questo libro sulla flora sarda. Questo libro aprì il vaso di Pandora, perché mentre prima io praticamente non ero conosciuto, da quel momento io venni conosciuto perché andavo in rotta di collisione con un professore universitario. Io francamente, siccome con questo professore siamo stati amici anche sui banchi dell'università, amici, chiaramente perdere un'amicizia non è facile, non è semplice ed è dolorosissimo. Giunsi a piangere, a dirotto, perché sapevo che andavo a perdere un amico, però pubblicai il libro facendo mia la filosofia già fatta da Aristotele, amicus Plato sed magis amica veritas. Io sono sempre andato avanti così. Platone può essere un amico e rimane amico, ma la verità è più amica e io vado avanti con la verità. E così sono andato avanti nella mia opera. E però avevo scoperto il vaso di Pandora. Tutti i mali di questo mondo cominciarono a ronzare sulla mia testa. La toponomastica, mi accorsi che è anche ricca di nomi dei pastori che hanno occupato quello e quell'altro posto, per cui mi si pose anche il problema dei cognomi. Tenete conto che di cognomi in Sardegna prima di me erano stati scritti 3 libri, uno dal Manconi e 2 da un altro professore, che non voglio nominare. Oggi vorrei non nominare questi professori. Perché? Perché li ho già nominati amplissimamente nei miei libri, mentre per la flora su 600 nomi di piante ho nominato questo professore per 600 volte dicendo che aveva sbagliato. Nel libro dei cognomi nominai il mio predecessore per 6.000 volte, perché erano 6.000 i cognomi affrontati. 6.000 volte dicendo che aveva sbagliato e spiegai scientificamente perché secondo me aveva sbagliato i cognomi della Sardegna. Però ecco, torniamo alla flora. Vi voglio fare pochissimi esempi per farvi capire com'è sbagliato il metodo dei miei predecessori. Allora, questa piantina la vedete, questa è la Capsella bursa pastoris. Vedete che questa la chiamano così, evidentemente le bisacce anticamente erano fatte un po' a triangolo, in certe parti d'Italia ancora oggi, però questa è piccolissima, se voi la vedete dal vivo, è molto molto piccola, la Capsella bursa pastoris. È una pianta che uno può anche non badarci perché non ha neanche foglie, cammina dritto e la ignorano praticamente tutti. Però non è stata ignorata nel libro che mi ha preceduto, di cui vi ho parlato. In questo libro si parla siccome in sardo gli hanno dato dei brutti nomi, come vedete, Sperraculus, Sperracozones, eccetera, non sono i soli, ce ne sono altri. E allora il mio predecessore che aveva fatto, lui andò dietro a queste traduzioni maldestre, evidentemente maldestre, dei pastori sardi. Ci credete? Sì, significa sperraculo perché fa venire le emorroidi mangiandole qua e là, anzi no, le cura, l'uno e l'altro, cura le emorroidi, le fa venire, eccetera, eccetera. Sperracozones è perché a mangiarla fa male, fa venire orchiti qua e là, eccetera, eccetera. Insomma, tanto per giustificare queste parole dei pastori, ha inventato il mio predecessore tutte queste cose. E invece vedete,
L'una, Sperraculu e Sperracozones, hanno entrambe la base accadica, Peru che significa virgulto, e Cullulu disprezzato, sottovalutato. Vi ho detto per quale motivo è sottovalutato, cioè uno ci cammina sopra senza neanche vederlo, anche perché una piantina normalmente così evanescente, cioè ecco perché significa letteralmente virgulto, sottovalutato, cioè disprezzato, fine. E loro ne hanno fatto una, questo per dirvi. E vediamo un'altra traduzione, questa è su Gulurassu o Kunnurassu, secondo le zone. Vedete cos'è il ranuncolo, una varietà di ranuncolo, il Ranunculus ficaria. Guardate da dove deriva. Intanto tutti conoscono il ranuncolo, è un fiore di estrema bellezza, perciò dargli questo nome stranissimo. È che in Sardegna si procedeva da parte degli indigeni per paronomasia, cioè quando si era perduto l'antico significato si arrivò a un nuovo significato, tanto per mantenere la pronunzia precedente. Culurassu, cioè culo grasso, ma non significa nulla. Kunnurassu ugualmente non significa nulla, vedete. Kulu, che significa letteralmente collana ricca. In altre parole, in altre zone, Kunnurassu volle significare come dire, un ricco da coccolare, letteralmente, ricchezza da coccolare. Perciò le parolacce non c'entrano, non ci sono mai entrate nella cultura sarda. Questo è l'aglio selvatico, che tutti conoscono. L'aglio selvatico, chi lo conosce bene, lo mangia a crepapelle, è il caso di dire, perché come l'aglio coltivato non solo fa bene, ma in più è gradevolissimo al palato. Tutti sanno che l'aglio nell'alta antichità era considerato un ortaggio di estrema importanza, talché per esempio presso gli egizi veniva usato anche come moneta. Per esempio con l'aglio ho letto che si pagava anche l'acquisto degli schiavi, per esempio, per dirne una, qualche chilo d'aglio, uno schiavo. Tenete conto di quanto era importante. Infatti io la tradizione la conosco della Sardegna e li ho visti di persona, cioè gli agricoltori in Sardegna fino a 50 anni, 60 anni fa, loro non pranzavano, cenavano soltanto, e quando stavano in campagna prendevano un pezzo di pane e sopra ci mettevano o l'aglio oppure la cipolla. Fine, quello era il loro pranzo. Non a caso stavano bene, perché aglio o cipolla sono dei cibi che fanno molto bene alla salute. Magari avessimo continuato così. Allora, ecco perché si chiamò anticamente pilpilu, amante omosessuale, mentre oggi lo chiamano pili-pili. Amante omosessuale, è inutile dirlo, perché anche gli antichi avevano le loro tendenze, così come ancora oggi. Nulla è cambiato sulla faccia della storia. Veniamo ai cognomi. Ecco, i cognomi mi hanno aperto un mondo immenso, non solo perché erano 6.000, ma fascinoso, cioè un mondo che io per primo ho ignorato fino all'ultimo. Cioè perché l'ho capito soltanto man mano che andavo avanti con le traduzioni. È giusto quanto ha detto Pierluigi Montalbano, man mano che andavo avanti perfezionando il mio metodo, perché per ogni mio libro, io ne ho scritto 10 di titoli, per ogni mio titolo io ho studiato adeguatamente e meticolosamente la metodologia. Cioè ho studiato il metodo. La metodologia non è altro che lo studio del metodo. Io ho prodotto la metodologia per tutti i miei libri, e per la Sardegna, come si è già detto, è molto grossa la mia metodologia. Non si perdona, da quella metodologia è difficile uscire. Uno dei primi cardini di quella metodologia è che i cognomi attuali della Sardegna, moltissimi dei quali sono medioevali, li ritroviamo nelle carte medioevali, moltissimi cognomi non sono altro che antichi nomi di persona. Guarda caso, in tutti i cognomi sardi ho trovato circa il 70% di nomi
antichi nomi femminili e soltanto il 30% di nomi maschili. Questo lascia capire moltissime cose. Prima di tutto che è vero che un tempo c'era il matriarcato in Sardegna. Matriarcato in ogni senso. E purtroppo come ho detto, in questo libro io ho contestato al mio predecessore 6.000, lui ha scritto 6.000 cognomi, 6.000 glieli ho contestati sostituendoli con la mia etimologia. Vediamo qualcosa. Per esempio il cognome Succa, che è il libraio che sta vendendo questo mio libro. Succa è rimasto talmente colpito dal mio libro dei cognomi che ha cambiato subito la ragione della ditta, non più Succa con 2 C, ma Succa con 2 K, perché in origine il cognome era con 2 K, è un cognome ebraico e significa tenda. La festa di Sukkot al plurale, la festa delle tende, che non è altro che la festa dei tabernacoli, cioè la festa in cui si festeggia il tabernacolo, il primo tabernacolo dentro il quale si mise la menorah e comunque si portò il Dio degli ebrei, si portò nel deserto per 40 anni e poi si installò definitivamente in Israele. Ecco, perciò il cognome Succa è intuitivo, fu dato evidentemente a una donna in origine in ricordo proprio del tabernacolo di Dio, perciò era un nome di estrema importanza. Andiamo a Pugedu. Ecco, no, ma voglio dire che Succa invece dal mio predecessore è stato tradotto, se ricordo bene, come succo, il succo, la pasta piccolissima che noi usiamo nel nord Sardegna al posto della fregola del sud. Suzucco. Ecco, lui l'ha tradotto così. Ma allora decidete voi se è meglio tradurre come il mio predecessore oppure come tenda tabernacolo, decidetelo voi. C'è la festa ebraica della Sukkot. C'è infatti, Sukkot, no, lo dicono al plurale. Poi vediamo, sono 4 i cognomi che voglio proporvi. Pugedu, il mio predecessore dice, semplice, sempre andando secondo la fonetica e non discostandosi dal sardo. Lui ha tradotto tutto da sardo a sardo, oppure da sardo a italiano. Fine. Pugedu non significa altro che piccola pulce. Allora ditemi voi, gli antichi, che poveracci per ragione di igiene avevano più pulci di quanto ne abbiamo noi, se potevano dare al proprio figlio o alla propria figlia il nome di piccola pulce. Incredibile. E questa è già una ragione di metodo che mi ha detto no, non è possibile. Infatti vedete cosa ho trovato nei libri antichi. Pu è una parola sumerica che significa architettura, tratto architettonico. Kidu, notazione musicale. Allora, Pugedu pertanto significa architettura di note musicali. Guardate bene quello che sto dicendo. Fu uno dei nomi più belli dell'antichità, riferito chiaramente a una donna. Però quello che voglio dire è che già in epoca sumerica si erano costruite quelle che noi oggi chiamiamo sinfonie, architettura di note musicali. E non vado oltre, perché questo l'ho spiegato già quando ho presentato il mio primo libro dell'enciclopedia, La musica, che mi è stato presentato da un autore qua presente, anzi voglio ricordarlo, il professor Andrea De Plano, che è il più grande musicologo della musica sarda. Lo ricordo Andrea De Plano non solo perché è un grande amico, ma anche perché è il secondo assieme a me che sta studiando la lingua sarda secondo il mio metodo. Lui sta scrivendo attualmente, spero termini quanto prima, il dizionario etimologico del dorgalese. Io sto scrivendo il dizionario etimologico del sassarese, spero di terminarlo fra un anno circa, e c'è un altro, Pierpaolo Sciola, non so se sia presente, che da Villasor vorrebbe, col mio metodo, scrivere il dizionario etimologico del Villassorrese.
E se questo succederà, saremo in 3 ad avere finalmente indagato la lingua sarda, uno da nord, uno dal centro e uno dal sud, con gli stessi metodi, e perciò ne uscirà qualcosa di veramente grandioso. Perciò, mentre all'inizio, anni fa, mi sentivo solo, ora non mi sento più solo. Siamo già in 3 in Sardegna che stiamo procedendo su questa strada e spero che i nuovi glottologi capiscano questo fenomeno e vadano avanti per il solco da noi tracciato. Vedete, il cognome Madeddu dal mio predecessore fu tradotto come orinale. Allora ditemi voi se a vostra figlia l'avreste mai chiamata orinale. Già questa ragione di metodo mi costrinse a cercare nei dizionari babilonesi, dove trovai metellu, comando, potere, signore. Ecco da dove viene il famoso cognome, il famoso prenomen dei metelli romani, che erano potentissimi. Viene anch'esso dal babilonese, un'ulteriore prova del fatto che anche il latino deriva dal babilonese, dal sumero, dall'accadico. Ecco un altro cognome, perché è cognome ma anche nome, Lisa è un nome forse sottovalutato oggi, nome e cognome, però è antichissimo, antico come il mondo, viene dal sumerico lishu, che significa impasto di frutta, marmellata. Perciò evidentemente alla propria figlia si diede anche questo nome. Questo Lisa, che noi conosciamo anche principalmente come Elisa, è il nome accadico, babilonese, che aveva ricevuto la regina di Tiro quando scappò da Tiro per andare a fondare Cartagine. A Cartagine prese un altro nome, così come succede spesso presso moltissimi re, hanno il loro nome programmatico, che lo prendono, re, faraoni, eccetera, papi, il loro nome programmatico che lo assumono soltanto nel momento dell'investitura, ma prima avevano un altro nome. Infatti Elisa era il primo nome di Didone, noi conosciamo Didone dall'Iliade, ma Didone fu il secondo nome, il nome programmatico, che in sumerico significa splendida costruttrice. E infatti non a caso divenne famosa come colei che costruì Cartagine. La toponomastica in Sardegna. Vi avevo detto che già la Flora aveva scoperto il vaso di Pandora. Poi ci fu la toponomastica, perché la toponomastica io non rimasi al primo volume, anche perché andò a ruba il primo, e allora lo riscrissi migliorando ancora il metodo e uscì questo qua, con questa copertina. Ecco, io stavo per darlo alle stampe, proprio orgoglioso del lavoro che avevo fatto, un lavoro forte, immenso, con fatiche inaudite, devo francamente confessarvelo. Stavo dandolo alle stampe quando apparvero quasi contemporaneamente 2 libri sui toponimi sardi e l'editore mi prese per un orecchio: come ti permetti? Hanno già pubblicato questi 2 libri, tu non puoi più pubblicarlo perché sembra che stia copiando da loro. Io copiando da loro. Mi mise a leggere quei 2 libri. Uno era scritto con la tecnica, sempre da un professore universitario, con la tecnica Porcheddu uguale Porcetti, cioè proprio così, fine del toponimo. Perché ci sono molti nomi vari nei toponimi della Sardegna. Puddas uguale galline, ecco la sua traduzione, proprio nome, ecco, e ne scrisse 40.000, ha scritto in questo modo tutti i toponimi della provincia di Nuoro, 40.000 toponimi, perché lui è nuorese. Con questo sistema io sono rimasto sbalordito e dissi, questo non ha usato il mio metodo, perciò posso tranquillamente stampare il mio libro. Poi come gli potevo perdonare quando lessi Pedro Zurdu, Pietro il Sordo? Ma è pazzesco!
Pedrusurdu, io lo conosco bene quel toponimo, si trova accanto alla vetta del Gennargentu, indica un'immensa pietraia dove non ci vanno neanche i mufloni. E infatti Pedrusurdu significa steppa, territorio non Pedru, dall'accadico Pitru, steppa, territorio non coltivato e nemmeno pascolato. Surdu significa falco, falcone, aquila, è una parola generica che indica tutte queste cose. È un territorio impervio su cui vivono solo le aquile. Figuratevi 10.000 anni fa, quando nacque il toponimo. Oggi è ugualmente abbandonato, chi sale a 1800 metri d'altezza? C'è solo la neve per 4 metri all'anno e basta. Pedrusurdu, e lui tradusse come Pietro il Sordo. Allora è chiaro che io dovevo per forza, ve lo dissi all'editore, guardi che lui ha scritto queste cose, pubblica pure. Ma nel mentre era uscito anche il libro intitolato Paleo Sardo. Io vi sto dicendo queste cose perché è importantissimo, perché quello che sto dicendo oggi, vi ho detto già che siamo allo spartiacque della cultura sarda. Prima si trattò la cultura in un determinato modo, io d'ora in poi la sto trattando in un modo diverso. Paleo Sardo è la follia imperante che devasta ogni cultura. E anche qui non dico il nome perché per contrastare, per contestare scientificamente quello che fu scritto in quel breve libro, ci ho messo 40 pagine, mentre per quello che scrisse su Pedrusurdu ci feci una sola paginetta. Su questo mi ci vollero 40 pagine, gli smontai una a una tutte le sue etimologie, perché costui aveva violato ogni e qualsiasi legge della logica, della decenza, di tutto. Aveva scritto cose inaudite che io invito sempre nei miei libri ad andare a leggere i libri di coloro che io cito, perché queste persone nei miei libri le ho citate a una, pagina per pagina. Però quest'uomo in più, contro di me, invitando tutte le università del mondo, lanciò anche ufficialmente la damnatio memoriae. Ecco, molti si mettono a ridere perché non l'hanno subita. La damnatio memoriae, quando veniva lanciata contro i faraoni, contro gli imperatori romani, contro i papi, perché c'erano anche papi, antipapi, eccetera, era una cosa di estrema gravità, talché lo stesso Sant'Agostino disse che la damnatio memoriae non solo dannava, metteva alla dannazione la memoria di una persona, ma lo privava persino dell'anima. Disse Sant'Agostino, lo privava persino dell'anima, ma non è finita, io aggiungo che lo privava di tutto. Da quel momento poteva soltanto suicidarsi, cosa che per esempio fece Seneca prima che lo espropriassero, perché la damnatio memoriae consisteva anche nell'espropriazione totale, nella confisca totale dei beni del dannato, talché le figlie, le mogli potevano andare solo a fare le prostitute. Per lui era finita. Oggi ha meno valore per tanti motivi, però contro di me c'è ancora ufficialmente nel mondo la damnatio memoriae, lanciata da questo signore che mi vergogno anche di nominare. Ma andiamo oltre. Io ormai ero come Ulisse nell'oceano tempestoso, ero e lo sono ancora. Dovevo difendere le mie opere perché sapevo che lì stava il vero metodo, mentre gli altri metodi erano tutti da accantonare. Io invito sempre tutti, andate a leggervi i libri che sto citando, dei miei predecessori, andate a leggere. Io cito pagina, persino la riga, molte volte di questi signori, perché tutti le leggano e capiscano a quale abisso siamo arrivati. Per esempio, fermandoci ai toponimi, vediamo alcuni a caso. I miei predecessori tradussero Serramanna come grande costa montana, ma Serramanna è solamente 10 metri sul livello del mare.
ed è nella più grande pianura della Sardegna. E sta alla confluenza di due fiumi, è chiamata Serramanna, Serra anticamente, Serra in aramaico esattamente, che significa ricca di acque. Manna è stata un'aggiunta, ricchissima di acque, Serramanna, ecco il suo vero nome, e non grande costa montana. Tatari, anche Tatari ha la stessa radice di Serramanna, Tatari, c'è un raddoppiamento, Tatar, ricca di acque. Tatari dovette essere il primo nome del territorio, cioè Tatari fu chiamato il territorio dove poi nacque la città, perché la città, come tutti sapete, nacque ad opera dei romani, dei conquistatori romani che provenivano da Porto Torres, da Turris Libisonis. Infatti, dopo che loro conquistarono la regione, iniziarono a impiantarvi migliaia di fattorie, ecco che Tatari prese anche il nome di Sassari, cioè che dal sumerico, raddoppiamento sumerico, Sassari, cioè ricchissima di giardini, perché Sassari assieme a Serramanna è l'unica zona della Sardegna più ricca di acque. E a Sassari dovunque si bucasse, un tempo adesso hanno asfaltato tutto, dovunque si bucasse zampillava l'acqua. Ecco perché fu chiamata così. Infatti ancora oggi nel contado Sassari è chiamata Tatari. Sassari è chiamata così soltanto dagli abitanti della città. Evidentemente, siccome derivano tutti dagli antichi romani, hanno tramandato l'antico nome che ricevette, sia pure attraverso i Semiti, ricevette Sassari in quell'epoca. Andiamo a Cagliari, dato che ci siamo, e la finiamo con i toponimi, credo. Caralis, città rupestre, eccetera, l'hanno chiamata nei nomi più vergognosi. Rupestre perché, perché ci sono le rupi di Sant'Elia, eccetera. Però Cagliari non si rendono conto che la prima Cagliari fu creata accanto allo stagno di Sant'Agilla. Per cui nella pianura e nella collina adiacente a Tuvigeddu, lì ci fecero il cimitero, perché a loro interessava quella zona pianeggiante. Perché? Perché lì c'era il porto che poi divenne Porto Fenicio. E allora non c'è niente da fare, per tradurre Caralis, anticamente i romani la chiamavano così, bisogna riandare per forza alla prima carta di Tolomeo. Tolomeo scrisse i toponimi di tutto il Mediterraneo solamente 150 anni d.C. e lui nella sua carta scritta in greco scrisse Caralli. Perciò, come vedete, è uguale a Caralis, però con la L raddoppiata e senza la S, perché in greco non si usa. Tolomeo non dice cosa significava, ai suoi tempi non era possibile capire, ma io lo so, in babilonese Carallu significa gioiello, significa corallo, perché i coralli erano presso i Sumeri i primi gioielli che si riuscirono a lavorare proprio perché erano delicati da lavorare, non erano pietre dure o pietre preziose. Carallu, gioiello, il primo gioiello dell'antichità. Fu chiamata così o per la bellezza del suo golfo, oppure per il fatto che probabilmente a Carallu c'era l'imbarco di tutti i coralli della Sardegna, perché in quei tempi i coralli rossi ce n'era a bizzeffe per tutta la Sardegna, non come oggi che ogni tanto ci muore anche qualche corallaro perché ormai siamo al lumicino. Ecco, questa è la traduzione di Cagliari. Come ti studio i toponimi? Vi faccio un breve esempio di come io procedo nello studio dei toponimi. Brabaisu, per esempio, indica una gola e un fiume presso Burcei, è una gola selvaggia. Io mi sono lambicato perché per certi toponimi io ci ho lavorato, ho pensato, riflettuto per decenni e decenni e non riuscivo a cavarne piedi di questo Brabaisu.
presso Burcei, finché, sempre visitando la Sardegna con le carte topografiche, non mi resi conto che anche in Gallura c'era un nome del genere, che però si chiamava Barrabisa. Tenete conto che la metatesi da Bar a Bra e tutti gli altri nomi con metatesi è tipico del sud Sardegna, non del nord Sardegna, da lì capii tutto. Barrabisa. Perché Barrabisa? Era un luogo maledetto. Bravaisu, evidentemente, e siccome si trova in una gola sperduta, il caso di dire, dietro Burcei, dove invece è tutta zona di giardini, io lì ci sono andato per intuizione. Siccome i monaci bizantini dal VI secolo d.C. che avevano intrapreso una lotta ferocissima per debellare l'antica religione della Sardegna. Pertanto ce la misero veramente tutta inventando, trasformando, traducendo con significati nuovi moltissime parole. E questo Bravaisu, evidentemente, io ho intuito che lì, in quella foresta tenebrosa e impenetrabile, si erano rifugiati gli ultimi sacerdoti Shardana per sfuggire alla persecuzione cristiana. E allora i monaci bizantini per vendetta chiamarono Bravaisu quel nome che significa il luogo di Barabba. Barabba era per antonomasia il nome del diavolo, specialmente presso i bizantini. Bravaisu e Barabisa in Gallura. E ecco come arrivo molto spesso io a tradurre toponimi, cognomi, eccetera. Ci vado per induzione, facendo confronti, riflettendo. Pedrusurdu ve l'ho già detto, che significa letteralmente territorio aspro dove non pascolano neanche le capre ed è pieno di falconi, surdu, falconi. Baluirde, e così la finiamo con i toponi. Baluirde, io ci ho riflettuto decenni su questo, finalmente mi venne in mente Nostra Senora de Baluirde ad Orgali. Loro sono gli unici a chiamare Baluirde quello che in tutto il resto della Sardegna viene chiamato Valverde, Nostra Signora di Valverde. Questo toponimo è anche un cognome, cioè a parte che ci sono le scarpe Valle Verde in continente, ci sono luoghi chiamati Valle Verde eccetera anche in continente, però ci sono anche i cognomi anche in continente, Valle, no, e così via. Che non significa valle però. Baluirdu è l'epiteto più sacro del dio Baal. Baluirdu che significa Baal, base del cielo. Baal, colonna del firmamento. Baal, colonna dell'universo. Era un epiteto di estrema importanza. Per cui evidentemente in tutti i luoghi dove oggi c'è, ma questo l'ho capito dopo decenni, perché prima ero ancorata alla teoria di Wagner. E in tutti i toponimi che oggi si chiamano Valverde, anticamente con certezza c'era il tempio al dio Baal. In Sardegna avevamo quelle religioni semitiche, non certo quelle al dio Baal, che evidentemente questo Baluirde fu dato come nome a soli maschi, ecco, l'eccezione di cui parlavo, no? Che il 30% dei cognomi sono maschili in Sardegna, di origine maschile, e il 70% femminile. Baluirde di sicuro era un epiteto rivolto ai figli maschi, a certi figli maschi. Badate bene, questo cognome esiste ancora nel cognome Irde, è stato semplificato in Irde, Virde, Birde, eccetera, eccetera. Irde. Un amico che veniva alle mie conferenze, il professor Irde, professore di matematica
poeta in lingua sarda, un giorno mi chiese, prima che io giunsi a questa intuizione, ma Irde cosa significa? Gli dissi, significa è una malattia delle pecore. Lui, offeso, non venne più alle mie conferenze. Ed ora io pregherei il professor Irde pubblicamente, io chiedo ammenda, venga, ritorni alle mie conferenze, non lo tratterò più male. Però per dire quanto è importante, evidentemente il dio Baal nell'antichità era veramente il dio più come dire, più venerato in Sardegna, più venerato. E infatti, Balu Irde, arriviamo al monoteismo precristiano in Sardegna, perché io, una volta che avevo fatto tutte quelle traduzioni in tutti quei libri che praticamente affrontavano l'intero scibile della Sardegna, mi era rimasto fra i pochi di affrontare il monoteismo. Il monoteismo lo scoprissi io, che prima di Cristo la Sardegna aveva esclusivamente il monoteismo. Non è vero che esisteva il politeismo. E tenete conto che prima di me ci fu un tale Raffaele Petazzoni che scrisse sulla religione degli antichi sardi. Vi prego, esiste ancora in commercio, vi prego di andare a leggere questo libro e di fare il confronto col mio e poi date il giudizio, non voglio darlo. So solo che qualcuno il mio libro sul monoteismo precristiano in Sardegna lo tiene sempre sul comodino per fare le letture notturne. Evidentemente lo ritengono molto importante perché è scritto in un modo, però l'ho ripetuto qua nel numero 2 dell'enciclopedia della civiltà sardana, religione, feste eccetera. Qui c'è ripetuta un po' tutta la questione della religione. Ecco, io con tutte queste opere, abbiamo iniziato alle 7:15 e finisco adesso, con tutte queste opere io ho scandagliato l'intero scibile della civiltà sarda, giungendo finalmente a su Faeddarzu etimologico della lingua sarda, che oggi sto presentando. Vi ho già detto tutto su questo Faeddarzu, pertanto io chiuderei qua, perché vediamo se ci sono altre diapositive. Ecco, sulla religione, tanto per chiudere, sulla religione vi dico qualcuna di quelle parole per capirci meglio, no? Calipso, per esempio, è una parola internazionale, cioè greca inizialmente, però mai nessuno riuscì a tradurlo bene quel nome. Cioè la bella della vetta, oppure colei che ha una bellezza vertiginosa, Calipso, un po' banale. Io ci riflettei un po', andai a vedere in babilonese trattenere, calu, trattenere, fermare, ipshu incantesimo, cioè colei che trattiene con gli incantesimi. Era mutatis mutandis un'altra effigie della dea Circe. Perciò Ulisse nelle sue peregrinazioni incontrò due dee che lo trattennero presso il loro castello, presso la loro isola, eccetera. La dea Calipso e la dea Circe. Anche Circe ha più o meno quella traduzione. Comunque avete visto il vero significato di Calipso. Sirena, abbiamo anche un cognome in Sardegna, Sirena. Per cui dobbiamo smettere di pensare che questa parola sia esclusivamente greca, non è così. In ogni modo vedete da dove deriva? Dal sumerico shiren, cantare con gli incantesimi, oppure cantare incantesimi, insomma. E infatti sappiamo tutto cosa vollero fare le sirene alle spalle di Ulisse. E veniamo a Sini, il cognome Sini, il paese Sini, la penisola del Sinis, in due parole dedicata alla dea Sin, la dea Luna. Perciò evidentemente sia nel paese di Sini, di Senis, eccetera, sia nella penisola del Sinis, anticamente c'era un tempio alla dea Luna. Probabilmente a Tarros non si è identificato bene
qualcuno dei templi scavati e non hanno ancora capito che almeno uno di quelli deve essere un tempio alla dea Luna. Sugar e Nannai, perché siamo sempre nella religione qua, Nanna era presso i Sumeri il dio Luna, loro lo chiamavano Dio, insomma ognuno lo prendeva al maschile o altri al femminile. Sugar noi ce l'abbiamo ancora, non solo andare a Nanna, andiamo a Nanna, no. Perché? Perché la luna, perché indica il dio Luna o la dea Luna, andiamo a Nanna perché si andava a Nanna, oggi non più, si andava a Nanna con l'inizio delle tenebre, quando iniziava ad apparire la luna, perciò andare a Nanna, quando si diceva ai bambini andiamo a Nanna, era una parola ipocoristica, una parola carezzevole per dire andiamo a trovare la luna, andiamo in grembo alla luna, era una parola bellissima per i tempi in cui si capiva ancora quella parola. Noi ce l'abbiamo ancora questa parola in Sugarro e Nannai, che in mezzo campidano si intende il tuono, Sugarro e Nannai, perché la dea Luna o il dio Luna era anche portatore del tuono e del fulmine, come tutti sanno. Ecco, poi arriviamo alla parola Deu, la parola più grande dell'universo, Deu, che tutti hanno tradotto come? Latino, viene dal latino, Deus. E guardate anche il greco, Zeus, ma Zeus ha un'altra origine, sempre detto da loro. In realtà Deus latino, Deus sardo, Zeus e greco hanno la stessa origine. Loro, i greci, dicono Z, ma in realtà in origine era Deu, parola sumerica che significa creatore dell'universo, come vedete. De, creare, universo. Un altro cognome, Azori, qua c'è un grande rappresentante, Azori. L'hai mai saputo che Azori deriva dalla dea Hathor, insomma, va bene? C'è la dea vacca, ma non vacca inteso in termine moderno, perché la dea vacca anticamente era colei che dava il latte all'umanità, era importantissima, la dea dell'amore, della musica, della danza, per cui era un nome di donna anticamente, colei che è un nome egizio, come vedi. C'è una donna che veniva chiamata Azor, per lei era il massimo della considerazione, chiaramente. E poi finiamo per quanto riguarda la religione con Burra, no, c'è anche la grammatica, non ho terminato del tutto. Burra, insomma, in babilonese significa servitrice del tempio, ma anche prostituta sacra. Perché anticamente in Sardegna avevamo le prostitute sacre e i prostituti sacri. Nei templi alla dea Ishtar, dedicati alla dea Ishtar, Burra, e c'è ancora il cognome oggi in Sardegna. Evidentemente questo, una volta che i bizantini distrussero l'antica civiltà sarda, tuttavia rimasero, si perpetuarono ancora quei cognomi, dei quali pian piano col passare dei secoli si perdettero anche i significati, ma fino al tempo dei bizantini, fino a 6 secoli d.C., si capiva perfettamente il significato di questi cognomi, perfettamente, perché erano ancora nomi propri, nomi personali. Arriviamo alla grammatica della lingua sarda. Ecco, questo è l'ultimo che ho scritto prima di Sufai Darzu, e questo libro ho sentito il bisogno di scriverlo perché ormai, avendo scandagliato tutta la civiltà sarda, avendo scandagliato tutta la grammatica sarda sulla scorta di tutte le grammatiche semitiche, io mi sono dovuto studiare non solo la grammatica sumerica, 3 tipi diversi di grammatiche, ma anche la grammatica ebraica, accadica, aramaica, fenicia e così via. Insomma, perciò ero nelle migliori condizioni per scrivere la grammatica, che intitolai Grammatica della lingua sarda prelatina, per farmi capire a chi non ha orecchie da intendere, ma in realtà è la grammatica storica della lingua sarda. Dove io ho analizzato
ho analizzato tutto per filo e per segno quello che ha scritto Wagner nei suoi tanti libri. Io in questa grammatica, se la leggete a fondo, c'è per esempio il capitolo della fonetica, dove smantello pezzo per pezzo fino all'ultimo tutte le teorie fonetiche del Wagner, che sono tutte sbagliate, per cui da quando io ho scritto questa grammatica i ricercatori si debbono mettere il cuore in pace, perché debbono cominciare da quella per capire la fonetica sarda. La fonetica sarda non è stata mai capita da nessuno ed è stata proprio, come dire, svillaneggiata, per non dire altro, dai meriti professori universitari con dei libracci che non vi nomino neanche perché non vale neanche la pena. Io in questa grammatica ho dimostrato moltissime cose, che il sardo deriva dal sumerico e dall'accadico, ma in più ho mostrato di aver scoperto finalmente che cos'è lo stato costrutto. Va bene? Vedete qua in sardo Matifalada, Conchimannu, Fustialbu, Cabiscebiddadu, Ninnieri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte parole che a metà parola hanno la I, una I, di cui tutti hanno scritto senza capire assolutamente niente, solamente dicendo ah ma quella deriva dal latino. Perché? Perché c'è anche il latino, sì, lo vediamo. Ah, è solo per quello deriva dal latino. Boh. Ah no, non deriva dal latino popolare, però deriva dal latino classico, no? O viceversa, insomma, ipotesi. Ma giravano su questi piccoli minestroni per non dire nulla. Esattamente che cos'è lo stato costrutto? Noi ce lo riportiamo ancora presto nella lingua sarda. Lo stato costrutto lo ritroviamo in accadico, in ebraico, in aramaico, eccetera, in tutte le lingue semitiche. Non è altro che un suffisso i apposto ai nomi per dare forma di aggettivo di relazione al composto. Ai nomi composti con la I in mezzo per dare forma di aggettivo di relazione, di appartenenza. Qua abbiamo visto il sardo, l'italiano, capi nera, petti rosso, colli lungo, occhi sanguigno. No, perché altrimenti sarebbe dovuto essere collo lungo, occhio sanguigno, eccetera. No, occhi sanguigno. In corso, barbi bianco, nasi tortu, mani lestu, parole quasi simili a quelle sarde, con la I al centro, stato costrutto ebraico, aramaico, eccetera. In spagnolo, barbi rubio, cari redondo, cioè barba rossa, cari redondo con la faccia tonda, dienti magliado, col dente malato, con la carie, occhi negro, con l'occhio nero. In latino oviparus, armiger, pontifex, accipiter, vi traduco, gli altri più o meno è chiaro, no? Accipiter, e ritorniamo a Pedro Zurdu di poco fa, accipiter. Accipiter significa furia delle steppe, la furia dei luoghi incolti, dei luoghi abbandonati, accipiter. Accipiter in latino significa falco, insomma, no? Falco, accipiter, vedete che con Pedro Zurdu ha moltissime attinenze. Non si esce dallo stato costrutto. E allora andiamo e sto finendo, queste possono riguardare, ecco, va bene, ho finito con questo. Prendiamo ancora 3 parole e la terminiamo. 3 parole prese dal Wagner, il cui dizionario, come ho detto, l'ho smantellato parola per parola. Wagner ha scritto nel suo dizionario etimologico del sardo, ha scritto 20.000 vocaboli con relative etimologie. Io ne ho scritto 25.000, un po' di più, però ecco, gli ho distrutto tutte le sue etimologie. Per esempio Taddannu, lui e tutti quelli che l'hanno seguito scrivono i Taddannu. In Campidano non ho mai sentito, in 55 anni che ci abito, non ho mai sentito i Taddannu, ho sempre sentito Taddannu. Ed è una parola, e perciò non significa quale danno.
quelle sono invenzioni degli accademici che insegnano alle università, che non sono mai penetrati in mezzo alla lingua sarda per capirla veramente. Tadannu lo ritroviamo in babilonese, Dandannu, Dio onnipotente, rivolto sempre a Baal, Dio onnipotente, Dandannu, ripetuto, Dannu con Dan davanti, Dandannu, Dio onnipotente. Perciò quando le donne, specialmente le donne, si fanno male, il bambino si fa male, c'è un incidente, c'è un contrattempo brutto, Tadannu, hanno la memoria storica del rivolgersi al Dio onnipotente per avere evidentemente protezione dal malanno che gli sta capitando. Un altro modo orribile usato dal Wagner è nelle sue etimologie, la ritroviamo in Pilosu, per esempio. Pilosu, lui dice, si usa specialmente a Bitti per i bambini appena nati, piccoli che stanno appena camminando, bambinetti. Pilosu, Piloseddu, lui dice, è chiaro, li chiamano così perché i bambini quando nascono sono pelosi. Ditemi voi, andate a leggere il suo libro e ditemi se il dottor De Dola è bugiardo. Sono pelosi i bambini appena nati. Pilosu viene dal babilonese pilu, che significa uovo, perciò un bambino appena uscito dall'uovo significa pilosu. Ecco, e lo conserviamo ancora nel bitichese. Poi un'altra parola che non è solo sassarese, il chromà, ma è anche del Logudoro del nord, il chromà, cioè letteralmente sgravarsi, partorire in sassarese, il chromà. Vedete voi, dal sumerico tur, child, bambino, e umu, storage, cioè magazzino, letteralmente, cioè evidentemente gli antichi sumeri identificavano l'utero come un magazzino per bambini, una casa per bambini. Perciò questo I iniziale, che in sardo si dice istrumà, noi a Sassari diciamo il chromà. Il chromà, questo isi è un derivativo, uno privativo, cioè una che si priva del bambino che sta nel coso, il chromà. Vedete? E lui, Wagner, che scrisse? Dal latino exterminare, cioè sterminare sino all'ultima persona. Ditemi voi, un bambino che nasce lo stiamo sterminando? È una gioia quando nasce un bambino nella casa, è una festa corale. No, lui la deriva da questo. Questo ve l'ho voluto dire, ma sono migliaia le etimologie del Wagner di questo tipo, per farvi capire a quali bassezze morali e culturali arrivò Wagner pur di scrivere il suo dizionario. Ecco, vediamo, ma ho finito perché vi dico solo che della grammatica l'ho scritta in 3 lingue, questa è in sardo oltre che in italiano, l'avete vista, e poi c'è quella scritta in inglese che ho pubblicato gratis in internet, e posso dirvi che ho avuto conferma che l'hanno letta in tutte le università del mondo. Poi vedete, vi faccio delle foto dei 3 volumi dell'enciclopedia che sono qui presenti, e io ho terminato. Ecco, finale, questa è la finale veramente. La finale è questa, per la morale di tutto quello che ci siamo detti. Qual è? Voi vi ricorderete la storia di Heinrich Schliemann, di Michael Ventris, cioè Schliemann tutti sanno che scavò Troia. Ventris è lo scopritore della lineare B, che pochi conoscono, che molti insomma presentano come l'antica lingua greca, in 2 parole. Va bene, nell'uno o nell'altro erano professori universitari, come me. Tenete conto, però io sono glottologo, cioè tratto di glottologia perché sono glottologo. Loro non erano neanche, Schliemann non era archeologo come laurea, non era archeologo, e Michael Ventris non era assolutamente glottologo,
quando tradusse la Lineare B, non lo era. Furono combattuti dall'Accademia, furono combattuti inizialmente, una guerra talora aperta, talora sorda, però poi alla fine furono accettati dall'Accademia, l'uno e l'altro. Perché furono accettati? Perché loro avevano fatto i loro studi nell'ambito del sistema vigente, non avevano scardinato nessuna teoria precedente, non avevano capovolto niente, avevano solamente trovato una chiave di lettura che altri fino a quel momento non avevano trovato. Io invece chi sono? Io sono l'eretico, io sono l'Armageddon, io sono il giorno del giudizio, sono colui che chiama a raccolta i re, i malcapitati re nella valle di Armageddon per il giudizio universale. Chiaramente questa mia posizione, che è intransigente, non posso più tornare indietro dopo tutto quello che ho scoperto nei miei lunghi studi. Questa mia posizione intransigente fa di me un eretico totale e perciò da combattere con tutte le armi. Infatti oggi per l'ennesima volta mi sono presentato a voi come un eretico e con l'eretico vi state salutando per questa sera.